ha soprattutto in questo momento bisogno di riavvicinare più tifosi possibili. Quando ho fatto anche la battuta che il prossimo anno, non so, li manderemo a prendere a casa col taxi, no? Pur che vengano allo stadio, perché c'è una disaffezione, ma non per il calcio, perché si vede che il calcio ormai è diventato un movimento a livello mondiale che coinvolge anche certi paesi tipo la Cina e tipo gli Stati Uniti, dove non avevano tradizione, no? E quindi è una realtà, però è una realtà che si sviluppa come tutte le cose con le doverose promozioni. Ecco, noi abbiamo ampiamente stabilito e siamo tutti d'accordo che è uno stadio incomodo, uno stadio che purtroppo decadente perché manca anche delle minime manutenzioni, e noi cerchiamo di tenerlo vicino con lo scotch, perché in realtà tutte le straordinarie manutenzioni non vengono fatte, o le facciamo noi ma nei termini minimi che ci sono consentiti, perché tra l'altro essendo un bene del comune non è che puoi fare quello che vuoi, noi cerchiamo di rattoppare. Ecco. E quindi avremo bisogno, allora prima di tutto faccio una premessa, che qui non è questione di essere di centrodestra o di essere di centrosinistra. L'amministratore, perché qui un altro errore che potrebbe commettere l'elettore del sindaco, il quale uno dice io sono di centrodestra, voto centrodestra. No, qui si vota un amministratore e l'amministratore va votato in base alle capacità che si supponga egli abbia, o per il suo curriculum. Questo è importante, perché allora io dovrei essere in questo momento un elettore di centrodestra per quello che mi ha combinato Cecotti. Invece io sono un sostenitore di Onsen, nonostante che appartenga allo stesso partito di Cecotti. Allora vorrei raccomandare, dopo qui taglierete perché ho capito come funziona anche la stampa, vedremo dopo cosa i direttori di vari giornali come si comportano, se dicono chiaramente quello che io voglio dire, no? Perché ho detto che quello che dico, se ho parlato male, accetto la querela e quindi scrivete tutto, pago tutto io se ho detto delle falsità, no? Bene, vorrei parlare della candidatura che dopo le esperienze che ho fatto per lo sviluppo di questo stadio, che non è solo limitatamente lo stadio, ma è la riqualificazione di una zona che coinvolge i Rizzi, coinvolge direi anche lì la città fiera, eccetera. Anzi, al riguardo vorrei fare un'altra precisazione. Qualcuno può dire siamo stufi delle speculazioni edilizie, dei supermercati, di tutte queste cose che vanno a sottrarre ulteriormente quello che è quelle piccole realtà cittadine, di piccoli negozi, eccetera, eccetera, a favore delle grandi superfici dove c'è già una grande offerta. Non succede niente di questo, perché se, come penso, Bardelli continuerà ad avere il suo interesse verso la possibilità di sviluppare nell'ambito di questo progetto anche parte delle sue attività, perché lui ha già licenze per 30.000 metri
e quindi quelle licenze potrebbe trasferirle in dei locali molto più razionali, più spaziosi, con dei parcheggi, no? Mentre invece lì è secondo me, una cosa purtroppo compressa, realizzata in spazi ridotti, un agglomerato di ferro cemento, non so, vedo tutto pieno di ferri, pieno di, no? Non ci sono spazi, non c'è nulla. E tutto questo è a beneficio della riqualificazione di un'area che durante la settimana, ovvero per 15 giorni, è totalmente deserta. Non è bello vedere quando passi in un'area così grande totalmente deserta, no? Parcheggi, quattro capannoni di cemento, eccetera. Io non lo so se in passato avevano alcuni degli interessi differenti circa lo stadio, perché da certi comportamenti mi è sembrato di capire che ci fosse la volontà di eliminare lo stadio e di fare altre cose. Perché vi dico questo? Perché esistono anche questi campi di allenamento dove noi siamo proprietari e dove in questi giorni addirittura c'è stata fatta una causa incomprensibile, perché avevamo tentato un esproprio 25 anni fa, esproprio che non è andato a buon fine, fino adesso non è andato a buon fine, che non ho neppure capito la ragione di questo esproprio, perché se il comune, come dice, non ha soldi da buttare via, perché li deve buttare via a espropriare oggi o 20 anni fa dei campi di calcio se non ha altri interessi? Perché gli espropri si fanno per il bene pubblico, mi pare. Perché devi spendere soldi a espropriare dei campi? Per quale scopo? Non devono fare una strada, non devono costruire, non so, un altro cimitero che è lì vicino, no? E allora mi chiedo anche queste cose. Perché devi sprecare denaro pubblico per espropriare una cosa che poi rimarrà lì com'è? È un momento con un accanimento incredibile. Anche questo non l'ho capito. Volevo dirvi che in questa breve esperienza io non faccio politica, non ho tempo di farlo, e anche per mia estrazione, forse perché non ho mai avuto ammanigliamenti politici, alla fine della mia carriera di imprenditore mi sono trovato che il 75% delle mie attività le ho sviluppate all'estero, che potevo svilupparle nella mia regione, dove io ho le mie radici, i miei padri, e che sento la mia friulanità. Però, gioco forza, ho dovuto andare in giro per il mondo, che non mi piaceva, no? E comunque in Friuli abbiamo per il Friuli una discreta realtà di 600 dipendenti, no? Forse perché non ho mai saputo, mai voluto o saputo sfruttare tutti i benefici, tutti i contributi che il pubblico ha dato in tanti anni alla regione